Il bosco dei sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, questa caldissima giornata di luglio. L'ospite che sto per presentarvi, secondo me, ha molto di Indiana Jones, e non solo per i libri che scrive, ma anche se lo vedete nella fotografia che ha su WhatsApp, ha un bel cappello in testa, stile proprio Indiana Jones. Il titolo del suo libro è Arcadia, la vera storia del Santo Graal. Viene da chiedersi se non sia stato ispirato, quando si era un po' più giovani, da quel bellissimo film della trilogia, appunto la terza parte di Indiana Jones e le crociate. Intanto ti presento come si deve. Piero Ragone, naturalmente, e stiamo parlando del suo ultimissimo libro che è Arcadia, la vera storia del Santo Graal. È filosofo, scrittore, studioso di religioni e, a dire il vero, di libri ne ha scritti già tantissimi, ed è molto acclamato non solo come appunto scrittore, ma proprio per la sua ricerca e nella sua capacità di unire i puntini, di partire dagli indizi e non soffermarsi su eventuali leggende, ma andare di pari passo con quella che è la realtà, la storia come non ci è stata detta. Allora, parte tutto un po' da Indiana Jones? Sì, dopo una presentazione così devo fare un'intervista con i fiocchi, insomma. Allora, come ti dicevo, assolutamente è lui che mi ha ispirato. Io all'epoca del film sul Santo Graal probabilmente avevo 13-14 anni. Per me è stata una rivelazione, ma io avevo colto il senso della trilogia in cui si raccontavano le sue gesta, cioè il fatto di non andare alla ricerca di un oggetto sacro per diventarne proprietari, ma si trattava di mettersi alla ricerca di qualcosa di sacro per diventarne a nostra volta custodi o perpetrarne la protezione. Nel caso specifico si parla dell'Arca dell'Alleanza o del Santo Graal. Per cui non si diventa proprietari di un oggetto che ritroviamo e lo mettiamo in mostra per arricchirci, ma si diventa a nostra volta custodi. Verrebbe proprio da chiederti allora che cos'è per te, visto che stiamo parlando del tuo nuovissimo libro, che cos'è per te il Sacro Graal? In base agli studi che ho messo per iscritto nel libro intitolato Arcadia, la parola Graal non ha nessuna attinenza con le parole che erano in voga nel Medioevo, quando il termine è diventato, diciamo, di uso comune. Per la semplice ragione che gli autori medievali che ne parlavano sembra che non avessero la minima idea di cosa fosse il Graal. A me sembra difficile immaginare che 4 autori su 4, ne nomino solo alcuni, descrivessero il grano ogni volta come se fosse un oggetto diverso. Chi dice una coppa, chi dice un vaso, chi dice un vaso più grande, chi invece dice che era una semplice pietra. Il fatto che ognuno avesse un'idea diversa del grano, autori in pratica contemporanei tra loro, lascia intendere due possibilità: o che il grano fosse, diciamo, volutamente nascosta la sua identità, per cui gli iniziati a una certa conoscenza avevano l'obbligo di parlare del grano per far capire che c'è, che sono alla ricerca del grano, ma che allo stesso tempo non volevano dire cos'è esattamente, altrimenti si metteva a rischio quello che stavano proteggendo. Allo stesso modo invece dobbiamo immaginare, e penso che non sia questa l'ipotesi, che non avessero idea, ma che un comando dall'alto gli avesse detto: ragazzi, parlate del Graal, come dovete fare non è un problema nostro, inventate voi una storiella attorno al Graal. È più probabile invece che il termine Graal abbia origine nel Medio Oriente, da dove in effetti è partita la leggenda, perché con le crociate c'è stata questa commistione tra cultura medio orientale e cultura europea, e che il termine in effetti abbia origine da quelle parole di matrice slava o russa che hanno attinenza al termine kral con la K, che significa in realtà re. Quindi se dobbiamo immaginare cos'è il Santo Graal, dovremmo dire che è il santo re, si stava proteggendo una discendenza, si stava proteggendo qualcuno che doveva essere re, che si era proclamato re e che per essersi proclamato re era stato messo in croce. Ci sono allora, già iniziando un po' a introdurre la tua ricerca, appunto a introdurre il tuo libro, ci stai un po' aprendo di più la visuale, ci Sì. sono attinenze quindi con quello che è stato anche fatto passare un po' come romanzo, appunto stiamo parlando di Dan Brown. Cosa Allora, il dici? punto è questo. Sì. I 3 autori del libro intitolato Il Santo Graal, Bagent, Lincoln, Lay, che nel 1982 fecero scalpore con la pubblicazione di questo libro, hanno poi intentato una causa nei confronti di Dan Brown, perché di fatto il libro di Dan Brown
non sembra altro che una trasformazione in romanzo di una storia già scritta da loro. La causa è stata persa dai tre autori perché Dan Brown dice chiaramente di essersi ispirato ai tre autori, e il fatto che un'opera d'arte abbia tratto ispirazione da un'opera saggistica non può questo costituire fattore di plagio. Questo è per capire il contesto. Quindi la strada è stata tracciata dagli autori del Santo Graal a Dan Brown, a quello che ho cercato di scrivere io. Il problema era solo che la loro idea di Santo Graal è la trasformazione della parola San Graal o San Greal, spostando la G da un termine all'altro, perché non è più San Greal, ma Sang Real. Dal mio punto di vista questa interpretazione non è corretta dal punto di vista etimologico, che è un po' il mio campo, è corretta dal punto di vista concettuale, cioè è giusto, si sta parlando di un santo re. Alla fine l'abbiamo capito, cioè, molti Vangeli apocrifi parlavano di questa tradizione che vuole identificare in Maria Maddalena o Maria di Magdala la sposa, compagna ideale di Gesù, con il quale inevitabilmente deve aver messo al mondo un discendente. Quello che ho cercato di fare io è spiegare perché c'era bisogno di un discendente, perché non poteva che essere così. Cioè, dal mio punto di vista, è fondamentale immaginare il Cristo come qualcuno che ha avuto un figlio, altrimenti la linea di sangue si interrompe. Se tutti i personaggi, da Adamo a Set, Enoch, Matusalemme, Noè, fino a Davide e poi al Cristo stesso, se tutti hanno avuto dei figli, perché lui a un certo punto deve smettere di mettere al mondo un discendente? Significa che la missione messianica, perdonami la cacofonia, si è interrotta con lui. Non è assolutamente così. I Vangeli stessi anticipano, i Vangeli e poi gli scritti successivi ai Vangeli stessi anticipano che la storia continua, cioè noi non siamo abbandonati a noi stessi, c'è un'ideale continuazione, ci sarà un seguito a tutto questo. Per far sì che la storia prosegua, deve esserci una discendenza nel quale qualcuno decide di incarnarsi. Ok, quindi diciamo che anche dalle tue ricerche, io immagino anche che ti devi essere divertito nel portare avanti appunto scrupolosamente e meticolosamente tutta questa grandissima ricerca, tutto questo unire vari puntini e trovare il nesso, trovare la connessione. Ma tra le altre cose, allora possiamo iniziare a dire che veramente c'è attinenza più che con un oggetto che magari volutamente si è voluto direzionare l'attenzione dei più verso un oggetto, si parla realmente di una discendenza. Assolutamente sì, ma sul fatto del divertirmi, consentimi di dire questo. Da una parte c'era, sai, qualcuno ha detto che la motivazione è quella cosa che non ti fa sentire la fatica, più del talento, più del genio, è la motivazione che non ti fa mai sentire la stanchezza, per cui anche se tu sei stanco, la motivazione, quel qualcosa che ti spinge ad andare avanti, annulla la pesantezza della fatica che accumuli. Allo stesso tempo, quindi, l'elettricità che io provavo nel portare avanti il mio lavoro, comunque dovevo fare i conti con i lavori che devo fare per tirare avanti, insomma. Per cui alcune sere, alcune notti che invece di andare a dormire come meritavo, dedicavo a scrivere, sono state davvero molto, molto lunghe. Però, devo dire, non è stato un lavoro privo di soddisfazione. Mi ha aiutato parecchio ad imparare una cosa che a volte si dimentica nella vita: la disciplina e il sacrificio che si fa per gli altri. Cioè l'idea che quello che stai facendo non è per te, perché io cosa vuoi che ci guadagni? Il 7-8% di diritti d'autore. Lo fai per gli altri, lo fai perché pensi che gli altri meritino di avere una consapevolezza maggiore. E siamo perfettamente d'accordo, tra le altre cose, uno dei motivi del Bosco dei Sogni è proprio del parlare dell'esperienza, nel senso nel credere nel proprio sogno, nel trasformarlo in obiettivo, e questo aiuta tantissimo poi a rialzarsi nelle varie probabili, possibili anche cadute o momenti di stanca, momenti di bonaccia, proprio perché comunque questa luce che continua a chiamarci, a farci risuonare, è ben più forte, è un richiamo ben più forte dell'eventuale fatica che a volte naturalmente si prova, però cambia il sapore di ogni giornata, di ogni alzarsi al mattino, sapere di avere un obiettivo che ci chiama tantissimo. Certo. Per citare Van Gogh, così per firmare quello che tu hai appena detto, Van Gogh diceva: io di notte sogno i miei dipinti e poi di giorno dipingo i miei sogni. E ci siamo alla grande. Seconda domanda allora, perché
tanto ho, come dire, un po' aperto scherzosamente, ma il clima estivo, anzi eccessivamente, diciamolo pure estivo, aiuta un Eh, po' il richiamo alla leggerezza, quindi ho aperto parlando di Indiana Jones, ma il titolo effettivo che rimbalza subito agli occhi, scritto un po' più in grande, è Arcadia. E io, cari ascoltatori, dico già che non c'entra il nostro Capitan Harlock, anche se siamo di quella generazione, ma c'entra ben altro, immagino, giusto Piero? Per quanto io amo Capitan Harlock, cercherei il modo di farlo centrare sempre e comunque, ma al di là di questo, la parola Arcadia, per rispondere alla tua domanda, è una parola in codice che gli iniziati ad una certa conoscenza utilizzavano per comunicare tra di loro un segreto, e cioè quale? Ad un certo punto della storia della discendenza messianica, che quindi era sopravvissuta a Gesù e a Maria di Magdala, si erano perse le tracce quando, con l'uccisione di Dagoberto II, si era dovuto nascondere in maniera rocambolesca il suo discendente e si era dovuto far credere che era in realtà estinto, e da quel momento in poi i custodi sono andati alla disperata e spasmodica ricerca del discendente per ritornare a stabilire un contatto e proteggerlo. Questa ricerca ha avuto vari momenti della storia in cui è emersa. Ci sono voluti circa 1000 anni prima che si rimettessero le cose a posto. Proprio perché nell'autoproteggersi, nel difendersi da chi voleva sterminarla, si è dovuto ricorrere a degli stratagemmi, sfuggendo persino a chi era stato incapace di custodirne fino in fondo la sacralità. Questa prova la vediamo nei romanzi del Graal che ho citato prima. È implicito nei titoli dei romanzi del Graal. Loro partono alla ricerca del Graal. I cavalieri erranti vanno alla ricerca del Santo Graal, il che vuol dire che il Santo Graal non si trovava, non c'era, era sfuggito al loro controllo. Da cui la necessità di recuperarlo. C'è questo re pescatore, vessato dalla stessa ferita che aveva colpito mortalmente Dagoberto II, discendente merovingio che aveva in sé il sangue messianico, per cui i re pescatori erano quasi colpiti da una ferita ereditaria, come se marchiasse loro per la colpa di essersi fatti sfuggire il discendente della stirpe sacra. Il fatto che i cavalieri dovessero andare alla ricerca del Graal per rimettere a posto tanto la salute del re quanto il regno stesso, che per osmosi diventava anch'esso col ferito mortalmente nella sua virilità e quindi incapace di produrre vita, e questo è l'oggetto principale della ricerca del Graal, cioè andare alla ricerca del discendente che si era perduto affinché si ripristinasse l'ordine. I custodi che ricominciano a seguire e a proteggere la discendenza sacra in modo da fare in modo di custodirla fino ai tempi odierni, fino ad oggi. Arcadia era la parola con cui si dicevano da Jacopo da Sannazzaro in poi: ragazzi, forse l'abbiamo trovato. E poi i quadri di Poussin sono un modo per dire: ci siamo quasi, siamo arrivati, ecco, infine abbiamo trovato cosa? Un sarcofago, che è la prova che quello che noi stavamo cercando esiste, è vero, ed è la prova tangibile che una discendenza c'è. Ed è quello che cercavano di strappare dalle grinfie di chi lo proteggeva. Certo è che viene un po' da sorridere perché ogni volta che apriamo una pagina del tuo libro troviamo cose che, ad esempio, i film di Hollywood citano e nominano spesso, e già Mhm. vedere un Matrix, parlo specialmente del secondo e terzo capitolo, dove Mhm. incessantemente vengono nominati i Merovingi, per te ha tutto un altro senso che semplice finzione. Ma vedi, io ero tra quelli più scettici riguardo la partecipazione dei Merovingi diciamo, alla custodia del sangue divino. Mi sono chiesto più di una volta come mai una discendenza sacra dovesse unirsi ad una stirpe regale e quindi di essere così visibile e facilmente attaccabile. In realtà questo risponde ad un'esigenza che nelle società segrete è ormai di dominio comune, cioè l'idea che le cose si nascondono meglio quando sono sotto gli occhi di tutti. Ma poi ci sono stati dei simboli che dimostravano come in effetti, e era giusto da parte mia ricredermi su questo, i Merovingi ricorrevano ad un simbolo come quello dell'ape, che non ha nessun riscontro in nessun blasone regale dell'epoca. Insomma, per dimostrarti di essere forte,
Una famiglia adotta simboli come il leone, la tigre, il lupo, l'orso, comunque animali aggressivi, predatori in generale. Invece qui vediamo l'assunzione come simbolo, come blasone di un animale innocuo, di un operaio più che altro, perché le api tali sono. Ma questo succede perché? Perché i Merovingi sapevano esattamente cosa stavano facendo e qual era il loro compito nella storia. Quando Sirio, la stella da cui nei miei studi precedenti io dimostro che viene la vita sulla Terra, sorge all'orizzonte dopo un periodo di 70-72 giorni di invisibilità, viene accompagnata alla sua destra dal sole, son in inglese, il figlio, quindi il figlio che sorge alla sua destra. Questo succede, o meglio succedeva nel calendario egizio, nel giorno del solstizio d'estate, il 21 di giugno, quando si cercava di far coincidere il giorno più lungo dell'anno con la venuta del padre che ci lasciava suo figlio alla sua destra. Immagine molto biblica evangelica. Poco, diciamo, attinente alla atmosfera estiva del 21 giugno sono i nomi che accompagnano la levata eliaca di Sirio, perché il sole non sorge in un punto qualsiasi, sorge nel cuore della costellazione del Cancro. Noi la chiamiamo Cancro. Quella in realtà è una costellazione che veniva chiamata Presepe, mangiatoia. All'interno del Cancro c'è un quadratino. Alcune stelle sono chiamate di questo quadrato asinello australe, asinello boreale, qualcuno parla anche di bue. È un'immagine prettamente natalizia, non c'entra niente con il clima estivo. Ma questo ci sta a dimostrare come tutto facesse riferimento ad una, diciamo così, una morfologia stellare, per cui erano le stelle a comunicarci una certa verità in maniera molto discreta, nascosta, segreta. Per cui ci si stava dicendo che il sole nasce nel cuore del presepe, il figlio nasce nella mangiatoia con il padre che ce lo lascia, ce lo consegna alla sua destra. Ma nelle religioni pagane Sì, occidentali, il cancro in realtà veniva chiamato alveare. L'alveare è composto da api e a comandare le api c'è un'ape regina, una donna. Si faceva chiaramente riferimento all'idea che un'ape regina era al centro di questo mondo e loro, i Merovingi, le api, erano lì per custodirla. Questo era il segreto che loro tramandavano. detta così ha tutto un altro sapore, partendo soprattutto dal fatto che vuoi nascondere la verità o una verità, la cosa più semplice da fare è metterla davanti agli occhi di tutti e di esempi ne abbiamo tantissimi. Allora, tornando a noi, caro Piero, ci hai illustrato un po' la nascita della tua ricerca, della tua presenza nel voler riportare con anche un certo dogmatismo quello che realmente si può evincere dagli aspetti salienti storici su quello che è definito il Santo Graal e da cui iniziamo già ad evincere che allora non è poi così sbagliato pensare o dire non solo che esistono categorie segrete, ma che esiste anche una stirpe probabilmente dominante. Diciamo che questa è, dal mio punto di vista, la spina dorsale della storia dell'umanità. Noi siamo abituati dai libri scolastici, dall'università, da come ci viene raccontata, ad immaginare la storia come un susseguirsi di guerre e momenti di pace, guerre e momenti di pace, un caotico ed anarchico andare avanti attraverso una valanga di guerre senza un senso, come se la storia non avesse uno sviluppo organico, ma fosse un succedersi casuale di eventi. Dal mio punto di vista, se dobbiamo immaginare che all'origine della vita sulla Terra c'è una creazione volontaria da parte di una figura che chiamiamo padre, che una volta sentitosi immaturo per portare la vita su un altro pianeta, l'ha portata, e che questa creazione è stata boicottata da qualcuno che, come Lucignolo nella storia di Pinocchio, ha cercato di portare il burattino sulla cattiva strada invece di farlo diventare un bambino consapevole e senziente e sensibile. Dobbiamo immaginare che quindi la storia dell'umanità si svolge su questi due binari, sono i due binari su cui si muove questo nostro treno. Da una parte una discendenza che è rimasta fedele a chi ci ha creati, in modo tale da permettergli di incarnarsi solo e soltanto in quella particolare linea di sangue, perché ne conservava pure le caratteristiche genetiche, e dall'altra una discendenza che si preoccupava di corrompere tanto l'umanità quanto la discendenza sacra
per boicottare il processo di creazione e di evoluzione della razza umana. Su questi due binari si muove la storia dell'uomo e con questa chiave di interpretazione possiamo leggere moltissimi eventi storici che caratterizzano la nostra storia. Esempio, la distruzione di Gerusalemme da parte di Tito e di Vespasiano non era una conquista politica, geopolitica, ma era motivata dalle ragioni scritte anche da alcuni testi apocrifi, cioè tentare di sterminare la discendenza messianica. Allo stesso modo la conquista della Britannia, lasciata da parte da Giulio Cesare ma cominciata da un certo Claudio, conquista della Britannia che è costata la vita a due imperatori romani. Perché i romani volevano a tutti i costi la Britannia, da prima considerata inutile? Perché si era saputo che in quegli anni, 39-42 d.C., lì si era trasferito Giuseppe di Arimatea portando con sé il Graal, qualunque cosa fosse intesa all'epoca. E così tanti altri episodi storici hanno come motivazione non la conquista geopolitica, ma il sottrarre il potere a qualcun altro. Lo sterminio dei catari, le crociate che hanno portato gli europei in Medio Oriente, tutto è stato motivato, a quanto pare, da questa necessità. Non ultimo, dal mio e dalla chiave di lettura che io fornisco in Bloodlines, il nazismo, che aveva delle radici profonde in questa battaglia tra, diciamo, ciò che è costruttivo e ciò che è distruttivo. Argomento che tu hai appena toccato, se non sfiorato, è proprio quello dei catari, perché uno dei messaggi che mi è arrivato è proprio questo. Ciao Max, veramente trasmissione interessantissima. È compresa anche un po' di più la spiegazione sui catari in questo bellissimo libro. Grazie mille. Cosa possiamo Sì, dire io sui catari? grazie per la domanda. Io ho cercato di dimostrare come uno dei simboli celesti, quindi astronomici, assunti dai custodi del Graal è la costellazione di Boote. Noi lo chiamiamo così ed è un nome che ci è indifferente. Boote non è altro che il bovaro. In realtà la stella principale di Boote è Arcturus e inizialmente l'intera costellazione si chiamava così. Accanto alla costellazione di Boote c'è una piccola corona chiamata corona boreale. Mettiamo insieme due elementi, abbiamo un re, Arcturus, un re che si chiama Artù. Perciò, nonostante i testi medievali che parlassero di questo Artù come comandante, come guerriero, come condottiero, nessuno lo ricorda come re se non in epoca di gran lunga successiva, perché di fatto lui non è un re, lui era designato come custode, dato che per ammissione stessa degli storici la vita di Re Artù sembra impossibile, perché è come se attraversasse 300 anni di storia. La domanda è: esistito un Re Artù o tanti Re Artù? La risposta è che sono esistiti tanti Re Artù, perché Artù era il titolo che assumeva il custode di un certo patrimonio. Alle spalle della costellazione di Bote c'è la Vergine, alle spalle della Vergine c'è una piccola costellazione che si chiama Crater, cioè il calice. Ecco perché noi associamo, dal punto di vista così figurativo, l'immagine del Graal ad una coppa. È un contenitore, nient'altro che un contenitore del sangue di una discendenza particolare. Tanto l'inglese vessel significa sia vascello, sia coppa, sia contenitore, che tramite mezzo di trasporto, il vessel è il supporto fisico che le anime usano. Ecco perché la parola viene indifferentemente utilizzata sia per indicare una persona che un oggetto. Ora, ritornando ai catari, quando nel 1204-1206 la fortezza di Montségur, che era, diciamo così, il centro rituale del pensiero cataro, aveva assunto le sembianze che oggi vediamo, cioè quella della una specie di aquilone, in realtà stava riproducendo proprio la costellazione di Bote. Non poteva essere sfuggito a chi gli teneva gli occhi addosso, tanto il Papa quanto il Re, che i catari stavano dicendo in maniera inequivocabile: noi siamo gli attuali Arturus di qualcosa di particolare. Da cui il fatto che nel 1209, cioè pochissimi anni dopo, decidono i catari vanno sterminati. Mentre ancora si cercava di conquistare le città un po' più a nord, Tolosa, Carcassone, di quel territorio lì, molte incursioni dell'esercito, diciamo crociato, chiamiamolo così, cercavano disperatamente di conquistare Montségur. Ci sono riusciti 40 anni dopo un assedio di 10.000 persone, per buttare giù una cittadella inutile dal punto di vista strategico, abitato tra i 100 e i 200, dicevano 100-300 abitanti.
Al momento in cui la città si è arresa, circa 216 catari sono saliti volutamente sul rogo il giorno della vigilia della festività liturgica di Giuseppe di Arimatea, perché non volevano rivelare le ragioni per cui si erano asserragliati lì dentro e cosa custodivano in realtà. C'è Mark 83 333 finale, dice appunto da questo punto di vista la storia assume tutta un'altra luce. Ma allora a che punto Assolutamente. della storia siamo adesso? Con tutto quello che sta succedendo. C'era un presidente americano che diceva: questo di sicuro non è l'inizio, certamente non è la fine, ma siamo all'inizio della fine. E ci siamo quasi, noi siamo fortunati, siamo alle soglie, da cui la responsabilità che deriva dalla consapevolezza, se noi sappiamo, potremo essere a nostra volta custodi di qualcosa che è stato creato a beneficio dell'umanità. Questo grande progetto può compiersi soltanto se da parte nostra c'è una partecipazione attiva, non a boicottare, non a scoprire, ma a proteggere ciò che c'è di sacro. Vedi, io ho sempre pensato questo, e finisco la mia risposta. Io se avessi immaginato che la mia ricerca è solo una valanga di dati, senza nessun altro sbocco, probabilmente non avrei scritto niente. La ricerca è prevalentemente intellettuale. Io non voglio che sia così. Ho cercato sempre di dare un'impronta anche, di speranza, come ti posso dire, di consapevolezza, di emozione attraverso quello che scrivo. Perché non è soltanto dati e ricerca, ma è anche esperienza di vita. È migliorare la nostra qualità di vita. Quando tu mi parlavi di sognare, e il titolo Il bosco dei sogni mi ha affascinato molto anche per le storie che hai raccontato nella tua trasmissione, io mi sono detto, se uno soltanto dei miei maestri mi avesse insegnato che quando le cose vanno male, molla e se ne scappa, io non sarei qui. Ognuno di loro ha dato anche la vita per portare avanti quello in cui credeva. E io mi sento di avere, anche se sto parlando da solo, no? Io sento di avere questi impegni. Devo portare avanti quello che faccio nella misura in cui non posso dare l'esempio sbagliato. Anche se una sola persona mi dice grazie a te, io non ho mollato, io so di aver fatto il mio dovere. Diciamo che conoscere, sapere determinate cose aiuta ad avere più consapevolezza, ma nel vivere meglio questo che è prima di tutto un grandissimo viaggio dell'anima, la nostra esperienza prima di tutto come anime, perché il nostro Sisto, il 525, condivide questo pensiero, ok? E c'era scritto appena prima che tu rispondessi all'altra domanda. Naturalmente noi ci stiamo concentrando, gentili ascoltatori, sul nuovo libro del nostro Piero Ragone e quindi sulla finestra che si è aperta su questo libro, ma se andate a vedere tutti i titoli che ha scritto in precedenza, avrete un quadro più completo e olistico di quella che è una sua ricerca vera e propria, spirituale, di completezza, quindi appunto olistica. Scrive Sisto, secondo me, opinione personale senza togliere nulla alla passione dell'ospite per i suoi argomenti, i tempi sono maturi per fare un salto di qualità e capire che la storia dell'umanità è in funzione della coscienza. Trovando coscienza, i mondi illusori perdono consistenza, le varie ere, le relative razze vengono trascese perché l'amore va oltre l'illusione e questo è Sisto. E stando a questo noi stiamo assistendo a un grandissimo passaggio di una caduta di un velo enorme. Cosa dici, Mhm. Piero? Sai, io vedo che ingenuamente molte persone seguono tutto ciò che contiene la parola risveglio, quantico, come se il risveglio fosse dettato da una serie di parole chiave, per cui per risvegliarsi bisogna fare un certo percorso. Io ho fatto meditazioni, io sono stato diversi anni in una scuola di Raja Yoga, dove c'erano maestri veri in carne ed ossa che insegnavano ad anulli in carne ed ossa, non c'era niente di virtuale. Facevamo anche viaggi, full immersion, eccetera, meditazioni collettive. L'illuminazione, il risveglio, non è una cosa complicata, diceva lui. Guardate che il risveglio è la cosa più facile di questo mondo. Volete vedere che ve lo dimostro? Voi state dormendo, ad un certo punto sognate di aver paura, oppure suona la sveglia, oppure qualcuno vi tocca perché è arrivato il momento di svegliarvi, e voi aprite gli occhi. Ragazzi, questo è il risveglio. O una paura interna vi fa svegliare, oppure qualcuno da fuori vi dice, ehi, è arrivato il momento di svegliarti. Facile, non è complicato, non si deve fare chissà quale percorso. Chiunque vi dice volete risvegliarvi, ci sono 10 giorni di
sai, corso di qua e corso di là, non sta dando una definizione esatta di che cos'è il risveglio. Il risveglio è semplicemente aprire gli occhi, è un processo naturalissimo, la cosa più normale di questo mondo, morire e rinascere ogni giorno. Questa è parte della nostra vita. Se noi lo forziamo, lo trasformiamo in un progetto adulterato. E da che mondo è mondo? Quando il vino è adulterato significa che perde le sue caratteristiche naturali. La parola adulterato significa forzarlo a diventare grande, cioè in sostanza a diventare qualcosa che non è. Per mantenere la propria essenza devi rimanere quello che sei. Il risveglio, ripeto, è aprire gli occhi. Non è una cosa difficile. È la cosa più bella di questo mondo. Dopo aver sognato, ti svegli e metti in pratica i tuoi sogni. Facile, non è difficile. Il contrario del fare corsi di aggiornamento per svegliarsi è lasciarsi andare. Lo 092 Oh, fa una riflessione un dimmi. po' amara. Ok, e per parlare delle religioni, ma quando finiranno con le loro credenze più o meno infantili e retrograde di condizionarci? Io mi auguro mai, e ti spiego anche perché. Ovviamente ogni cosa che dico è preceduta da è un'opinione personale, cioè io sto esponendo il mio percorso di studi e di vita. Dal mio punto di vista, la religione è un patrimonio intanto di testi e di conoscenze infinito. Se noi ci atteniamo al significato originario, cioè rilegare, mettere insieme le cose, la religione è uno strumento tanto per riavvicinare l'uomo a Dio, quindi ci vuole offrire le sue chiavi, ognuno a modo suo, per riavvicinare l'uomo a Dio, tanto riavvicinare tra loro gli uomini che sono tutti accomunati da un certo percorso. Quello che noi dobbiamo cercare di combattere, di boicottare con tutta la nostra forza, è la secolarizzazione della religione, cioè quando questa diventa commercio. Se la religione è istituzione, dal mio punto di vista la religione non fa il suo dovere, perché la religione non deve stare su, non deve essere palazzo, la religione deve essere ecclesia, cioè assemblea, riunione, in mezzo alla gente, non al di sopra della gente, in mezzo alla gente. Quando la religione fa questo, è religione. Quando la religione non fa questo, è istituzione, è organo di governo, è rubare i soldi alla gente e tante altre cose, ma non è religione. Il senso originale del termine dice che la religione è questo. Dal mio punto di vista, mi auguro che le religioni non tramontano mai. Muhammad Ali cosa diceva? Le religioni non sono altro che fiumi che portano acqua all'immenso oceano che noi chiamiamo Dio. Da questo punto di vista ognuno segue il suo percorso, chi dritto, chi tortuoso, chi più lungo, chi più corto, ma tutti diciamo la stessa cosa in maniera diversa. Se poi giungiamo tutti allo stesso obiettivo, in quale modo questo deve essere considerato diciamo, un apporto negativo all'evoluzione umana? Al contrario, ripeto, è la secolarizzazione, è la trasformazione in istituzione, questo fa male alla religione, ma questo è svenderla, questo è la prostituzione, è l'amor che diventa Roma, ma non è religione, questa è perversione totale del messaggio originale. Grazie di cuore Piero per essere stato qui al Bosco dei Sogni e aver condiviso un po' del tuo percorso. Per me, Max, è stato davvero un piacere stare con voi e sono contento che ha suscitato interesse quello che ho detto e mi ha fatto molto piacere rispondere alle tue domande e a quelle degli amici che ci hanno seguito. Tornerò a chiederti se ti va un'altra puntatina con me, ok? Sempre a tua disposizione. E io ti ringrazio di cuore, quindi a prestissimo e voi cari ascoltatori rimanete lì che tra poco arriva il nuovo ospite.